Il perdono dei peccati che abbiamo ricevuto, e lo abbiamo ricevuto solo se abbiamo creduto in Gesù Cristo, perché altrimenti non abbiamo ricevuto il perdono dei peccati perché apparteniamo a una chiesa, anche se questa è la chiesa di Gesù Cristo. Non otteniamo il perdono dei peccati perché siamo cittadini europei e perché in Europa tutti sono cristiani, o quasi tutti, o perché abbiamo ricevuto il battesimo, magari da bambini. Non otteniamo il perdono dei peccati se non nel momento in cui li riconosciamo davanti a Gesù Cristo. E questo è un debito impagabile, perché abbiamo ottenuto qualche cosa che non potremo mai restituire, né con i nostri sforzi umani, filosofici, psicologici, né con i nostri sforzi materiali. Il secondo punto che dobbiamo tenere presente quando pensiamo alla lettera di Filemone, faccio riferimento anche a 2 settimane fa quando ne abbiamo parlato, la possibilità di essere benedizione. Nel momento in cui noi perdoniamo qualcuno che ci ha recato un'offesa o che è stato scorretto in varie misure nei nostri confronti, noi abbiamo la possibilità di essere di benedizione verso quel qualcuno e anche verso noi stessi. Il terzo punto di queste 6 motivazioni cui accennavo è che il perdono è una necessità, è un'obbedienza. Chi perdona è obbediente e quindi la necessità dell'obbedienza è il terzo punto di riflessione che dobbiamo fare quando leggiamo la lettera a Filemone. Così come dobbiamo, un altro punto è la missione della nostra responsabilità, dobbiamo ammettere che siamo responsabili di 2 cose, del perdono, il perdono è una responsabilità nostra, e siamo responsabili anche del perdono ricevuto. Mettete in ordine dei fattori il cui prodotto non sta cambiando. Noi siamo in grado di ammettere che abbiamo bisogno del perdono, è una nostra responsabilità chiedere un perdono, ma è anche una responsabilità nostra perdonare chi ci ha offeso, chi ci ha recato danno. Il quinto punto della nostra riflessione dovrebbe essere l'importanza di conservare la compagnia. C'è qui nella lettera un gruppo di nomi e tutti questi nomi sono tutti di fratelli, di amici, che debbono essere tutti considerati compagni d'avventura, compagni d'arme, è scritto a un certo punto. E dunque è importante conservare la compagnia, è importante che siamo tutti insieme, 5, 6, 8, li vedremo ancora questi nomi. E l'ultimo punto, che in un certo senso potrebbe essere il primo, ma è che la necessità della grazia. La grazia necessita di richiamo alla valenza del perdono. Leggeremo soltanto i versetti che vanno da 19 a 25 in questo momento, ma poi io vi ripropongo tutta la lettera. I versi che vanno da 19 a 25 hanno già messo in primo piano che il prigioniero Paolo chiede a Filemone, che prigioniero non è, di considerare fratello perdonato un altro che è stato suo prigioniero, è stato suo schiavo, e in un certo senso lo è ancora, Onesimo, un inutile che però potrebbe tornare utile se alcuni percorsi vengono fatti. E allora ecco che se siamo in comunione gli uni con gli altri dobbiamo avere la forza, il coraggio del perdono reciproco. E questo è il passo che potrebbe essere riassunto fino al versetto 19, ma altre cose sono ancora dette e ribadite
dal 19 al 25, una lettera molto breve, come si vede un unico capitolo, 25 versetti, 19 e 25 li leggo. Questa è la parola di Dio. Io Paolo lo scrivo di mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore persino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore, rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo. Al tempo stesso, preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Vi rimando immediatamente a un altro passo che potremmo subito affrontare e che ci dà un altro passo di tono a questa lettera. Sono in Seconda Corinzi al capitolo 8 e al versetto 21. Sentite, è ancora Paolo che parla, e sentite come il contributo che lui può portare è sempre dello stesso tono. Perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini. Questo è un passaggio che ci fa capire come Paolo vuole ribadire che davanti al Signore abbiamo delle responsabilità, ma abbiamo delle responsabilità anche di fronte agli uomini, e il perdono da darsi, in questo caso, è una di queste responsabilità. Vorrei anche proporvi Colossesi al capitolo 3 e al versetto 17, che mi dice: qualunque cosa facciate in parola e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Bisogna fare qualsiasi cosa nel nome del Signore, e non c'è nulla di più prezioso da fare nel nome del Signore, nulla di più prezioso. Cancello nulla. Una delle cose più preziose da fare nel nome del Signore è anche quella di perdonare, perché il contesto della nostra lettera è un contesto di perdono, e questa parola è il filo conduttore che dobbiamo tenere presente per tutto il testo. Ad essere una nutrice che cura i bambini, noi vi diciamo, e chi sono i noi? Sono Paolo e Timoteo, che scrivono al caro Filemone, ma non solo a lui, anche alla sorella Apfia e Archippo, che probabilmente sono i familiari, perché si parla della chiesa che si regge in casa di Filemone stesso, ma al di là del fatto che possono essere i familiari o degli amici o comunque soltanto dei fratelli di fede, c'è una comunità che viene chiamata in causa. Sembra quasi che Paolo stia dicendo: la responsabilità del perdono di Filemone nei confronti di Onesimo, che è colui che deve essere perdonato, riguarda anche voi. Anche voi dovete compartecipare a questa tensione nei confronti del perdono. Anche voi dovete dare il vostro contributo affinché il perdono ci sia e sia effettivo, perché la fratellanza venga ricomposta. E se andiamo indietro all'inizio della lettera, noi scopriamo appunto che qui viene ribadita anche, come spesso fa Paolo, la preghiera per i credenti. Rileggendo parzialmente quello che è stato fatto nel precedente incontro, si legge appunto che le preghiere per i credenti sono importanti. E infatti Paolo ringrazia continuamente Dio, ricordandomi la memoria. Noi dobbiamo avere memoria gli uni gli altri delle preghiere, e noi cerchiamo di farlo, ma dobbiamo esercitare questa virtù
anche nella nostra casa e nella nostra preghiera individuale. E io devo ricordarmi di Paolo, di Gianni, di Anita, di Giuseppe, eccetera. Dobbiamo ricordarci gli uni con gli altri, anche se in questo caso potremmo uscire dal contesto, non abbiamo niente da perdonarci. Noi non abbiamo niente da perdonarci perché siamo assolutamente in buona armonia, ma abbiamo comunque del supporto da darci gli uni gli altri. Quindi non uscendo dal contesto, ma ampliandolo, potremmo dire che è importante ringraziare continuamente Dio e ricordarci vicendevolmente nelle preghiere. Tu, Filemone, sai amare, dice ancora Paolo, e noi tutti sappiamo amare. Perché sappiamo amare? Perché abbiamo ricevuto, si stanno dicendo questi credenti gli uni gli altri, sta dicendo Paolo agli altri, abbiamo ricevuto tutti lo Spirito Santo, e tutti quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo sanno metterlo in pratica, quindi sanno amare. E chi sa amare sa anche giustificare. Il richiamo di Paolo è un richiamo molto autorevole, con garbo, ma con decisione. Paolo sta dicendo a Filemone che lui, Onesimo, lo deve veramente perdonare quasi indiscutibilmente, perché Onesimo avrebbe potuto anche scappare, sottrarsi dalla schiavitù, perché comunque Onesimo è uno schiavo, è un dipendente di seconda serie, per non dire di ultima serie, rispetto al signore Filemone. Avrebbe potuto anche scappare o avrebbe potuto rimanere qui con me, avrebbe potuto servirmi, avrei potuto tenerlo con me. Invece io preferisco, dice Paolo, che sia tu a dare il tuo assenso. E quindi, in un certo senso, questa è una lettera in cui Paolo si propone come autorevole apostolo, ma anche si pone al servizio di Filemone, dicendo: sei tu che decidi, ma sono io che ti induco fortemente a capire che la tua decisione non potrebbe essere che quella del perdono e della riammissione di questo schiavo che ti viene restituito con una dignità diversa, perché non è soltanto un dipendente di ultima categoria, ma è un fratello. E quando noi abbiamo un fratello davanti dobbiamo essere consapevoli che è un fratello prezioso. Non esiste la seconda categoria e non esiste la quinta categoria di fronte al fratello. L'ordine costituito, il sistema sociopolitico che comprende la schiavitù quasi come istituzione, è salva. Ma ora a te tocca essere generoso e accoglierlo. Io, e andiamo strettamente a quello che abbiamo trovato al capitolo, appunto, al versetto 19 di questo unico capitolo, io sono disponibile a pagare per lui. E questo pagamento ci fa subito venire in mente che c'è un grande pagamento che ha fatto per noi il nostro Signore Gesù Cristo. Il nostro Signore Gesù Cristo ha pagato con il suo sangue sparso sulla croce il nostro peccato. E ora io non posso far altro, dice Paolo, che pagare te. Però ti ricordo una cosa, che tu mi sei debitore, perché è altresì vero che la testimonianza del Cristo risorto te l'ho portata io, e quindi anche tu mi devi qualcosa. Questo vuol dire parlarsi chiaro. Io sono tuo amico, sono tuo fratello, sono una persona che ti deve grande rispetto e grande amore, però sappi che il grande rispetto e il grande amore me lo devi anche tu.
quando si dice parlarsi chiaro, che qualche volta nella nostra vita comune siamo abituati a arzigogolare, no? Questa voce verbale vuol dire andare a cercare un po' le soluzioni alternative, no? Sai, mi dispiace, vorrei dirti che sarebbe il caso di, però non ho coraggio di dirti fino in fondo che non mi è piaciuto il tuo atteggiamento. Allora la chiarezza implica per Paolo una grande onestà intellettuale. Guarda, parliamoci chiaro, tu mi sei debitore, perché questa è la verità, però noi tutti siamo debitori al Signore Gesù e quindi taci di fronte a questa verità e pensa e accoglilo. Io comunque mi metto garante, perché se tu vuoi, se ti è stato recato un danno materiale, io lo pago di mia propria tasca, come si dice, e ti metto anche la firma, te lo scrivo con la mia mano. Se ti è debitore di qualcosa pago io, però sappi che il debito che tu hai contratto con me e soprattutto con Gesù Cristo è un debito abbastanza importante. Con chiarezza ti dico che sei debitore. Parliamo sempre con chiarezza, diciamoci sempre le cose davanti agli occhi con chiarezza. E ora dice ancora Paolo, con quella mansuetudine che lo caratterizza, e ora vorrei anche dirti, però, fratello, vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Il tono diventa ancora quello del servitore. Il tono che è quello dell'autorevole apostolo si trasforma di nuovo nel servitore. E guardate che questa è umiltà assoluta e non è giro di parole. Che noi qualche volta siamo abituati a girare le parole, a rovesciare un po' i termini perché vogliamo sempre avere ragione. Paolo invece non ha bisogno di fare queste cose, ha bisogno di porsi come umile servitore. Siamo tutti umili servitori di Cristo, tu sei umile servitore mio perché mi devi qualcosa, ma io ti devo qualcosa adesso, ti restituisco, ma ti voglio dire ancora e mi voglio rimettere i panni nell'umiltà per dirti sii utile per me, sii utile per me, ma sii utile per me non per farmi un piacere, sii utile per me nel Signore, per conquistare tu un pezzo delle benedizioni che il Signore ti sta a dare e rasserena il mio cuore. Io sono talmente preoccupato di te che ho il cuore turbato, perché tu probabilmente non hai ancora capito l'importanza del perdono nei confronti di Onesimo. Sono turbato. Ti prego, dammi la certezza che lui è perdonato. Ti prego, aiutami a capire, l'hai perdonato veramente? Accoglilo. E l'accoglienza non è un atto formale, ma è un atto sostanziale. E io ti scrivo e ho fiducia. E io nel momento in cui parlo con te ho la fiducia che tu farai molto di più. Molto di più. Ricordo nel momento in cui vado a prendere appunti e a seguire questa lettera, la vicenda del buon samaritano, che è un tanto estraneo, non è un amico, non è un fratello, è il passante, che però sente il dovere di seguire questo ferito fino in fondo. Tant'è vero che lo porta, dopo averlo curato, con quello che aveva in mano, in una locanda, e dice anche lui, se questo ti deve qualcosa, non ti preoccupare, non ti deve niente, te lo devo io. Ti do io il denaro, le risorse per seguirlo. Io non pretendo che tu lo faccia gratis.
ti chiedo soltanto di seguirlo, poi io ti restituirò quello che tu mi chiedi. E questa parabola del buon samaritano mi sollecita proprio il pensiero di fronte a questi versetti. Io sono con te, io sono fiducioso che tu gli darai anche più di quello che io ti chiedo in questo momento. E allora un altro brano che mi viene in mente è quello della vedova di cui abbiamo parlato domenica. La vedova che ha pochi spiccioli in tasca e dà tutto quello che ha. È un atto cultuale quello della vedova, che lei si trova nel Tempio, ma è un atto cultuale, è un atto d'amore ed è un atto che ci fa vedere come si può dare non un po' di più, ma si può dare anche tutto. La vedova ha dato tutto quello che aveva, tanto è vero che Gesù dice ai suoi discepoli, vedete, tutti qua hanno dato il sovrabbondante e noi quando incontriamo qualcuno per la strada diamo sempre quello che è molto vicino al poco. Ma qui ci troviamo di fronte a un dono totale, assoluto, con la vedova che mette a disposizione tutti i suoi beni, non altro. E ci siamo ricordati appunto quanto sia fragile il ruolo delle vedove. Al tempo stesso, guardate come il tono cambia continuamente. L'umile discepolo che diventa l'autorevole Signore. Questa tensione tra l'umiltà e l'autorevolezza io la vedo in ogni versetto. Qualcuno di voi fa cenno di sì con la testa che l'avevi già visto, no? Questa umiltà. E questa umiltà diventa ancora una volta autorevolezza al versetto 22, al tempo stesso. Preparami un alloggio. E tu hai la possibilità di prepararmi un alloggio. E noi qualche volta ci diciamo, è anche giusto che diciamo così, no? Ma chi è che può ospitare questo amico che viene, questo fratello che viene, chi è che può ospitarlo? C'è qualcuno che è stato detto, no, più volte che può ospitare questo fratello che arriva da lontano? E qui l'Apostolo non fa tanti complimenti, no? Come si suol dire, dice preparami un alloggio, io aspetto che tu risolva questo problema, perché tu lo puoi risolvere. Grazie perché lo fai, Dio ti benedica, ma lo devi fare. Al tempo stesso preparami un alloggio. Io sono sicuro di essere ricevuto da voi, sono sicuro di essere liberato, sono sicuro di esservi restituito, ma grazie alle vostre preghiere, e quindi io riconosco anche il vostro ruolo di uomini, di donne, perché ci sono anche le donne in questo capitolo, che pregano, e quindi voi che avete pregato, caro Filemone, cara sorella Appia, caro Archippo, caro, e sono almeno 4, ma ci sono anche le persone che frequentano la Chiesa che non sono nominate. Nella nostra comunità voi ci accoglieteci fino in fondo, preparandoci anche un alloggio. Ecco qua. Ci troviamo di fronte ai saluti ancora una volta. E ancora una volta questi saluti non sono formali, sono saluti carichi di affetto, carichi di responsabilità, carichi di determinatezza. Sentite un po'? C'è Epafra, mio compagno di prigionia, in prigione con me, che ti saluta. Sarebbe interessante sapere se Epafra ha conosciuto veramente Filemone o se ne ha solo sentito parlare. Come se io conoscessi una persona e dicessi io ti saluto a nome suo, lui non ti conosce, ma in un certo senso ti conosce lo stesso, anche perché lo Spirito Santo che guida noi ci guida tutti ed è il medesimo Spirito e quindi siamo tutti insieme. Epafra, compagno di prigionia. E poi c'è anche Marco, c'è Aristarco, c'è Dema, c'è Luca, questi collaboratori, a proposito dei quali abbiamo detto che Dema forse
cambierà idea, chissà se è lui o se è un'omonimia. E poi questo saluto potente, no? La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Ma sulla tematica dell'amore, quando si parla di accoglienza e si parla di amore, si parla anche di preghiera, perché qualche volta provvedere ci fa venire in mente questa parte finale del versetto numero 22, soprattutto preparami un alloggio, ci fa venire in mente che noi dobbiamo preparare degli alloggi per i missionari, anche per quelli che non ci sono più, perché sono andati via dopo aver seminato in questa comunità. Come facciamo a preparare degli alloggi per i missionari che non ci sono più, senza fare pubblicamente i nomi di chi ci sono, perché adesso siamo online, probabilmente non ci interessa fare i nomi, tanto li conosciamo tutti. Come facciamo a preparare degli alloggi per quelli che non ci sono più? Ricordandoci loro nelle nostre preghiere, scusate, ricordandoci di loro nelle nostre preghiere. È un modo per preparare dei piccoli alloggi spirituali. Si preghi dunque, si preghi anche per i missionari. Una delle domande che ci dobbiamo fare, prima di andare a leggere altri passaggi, è se Filemone avrà perdonato. Io penso che molti credenti di tutte le epoche che hanno letto questa lettera si sono chiesti, ma Filemone avrà perdonato o no? Ho letto un commentario che mi dice Filemone ha probabilmente senz'altro perdonato, perché altrimenti questa lettera non sarebbe stata messa nel canone, se non avesse avuto quella potenza di amore che induceva al perdono. E quindi questa potrebbe essere una delle risposte. Ma se non avesse perdonato, questa comunità sarebbe stata frantumata, perché uno di loro, Filemone, sarebbe rimasto staccato dagli altri. E quindi in questo La grazia sia con voi si può leggere anche che la grazia non è un congiuntivo, in questo caso nella lingua italiana, nella nostra traduzione salta fuori con un congiuntivo che vuol dire sia, e speriamo che accada, la grazia è con voi. In questo la grazia sia con voi potrebbe essere tradotto in un certo senso come la grazia è con voi, perché la grazia è stata data a queste persone prima che tutti questi fatti accadessero. E quindi vi accompagni ancora, perché la grazia c'è già, non fa altro che accompagnarvi. E voglio portarvi adesso a vedere qualche cosa di simile nelle lettere di Giovanni. Nella prima lettera di Giovanni vorrei trovare il capitolo 1, i versetti 5 e 7, sentite un po' che cosa dice nella prima lettera di Giovanni il capitolo 1 e che cosa dicono i versetti 5 e 7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. E se abbiamo comunione l'uno con l'altro, potremmo leggere in modo aggiuntivo, dobbiamo perdonare perché sappiamo farlo. In prima Giovanni ancora al capitolo 3, al versetto 1, vi voglio leggere: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Ma noi che abbiamo conosciuto Lui, abbiamo conosciuto la potenza del perdono. In seconda Giovanni, ancora, andiamo avanti con Giovanni, e con questa seconda breve lettera, che ai versetti 5 e 6 ci ricorda:
E ora ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio. Amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. E il comandamento del perdono è evidente. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin da principio. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, come si suol dire. Il perdono è obbligatorio. Terza lettera a Giovanni, ancora una volta un unico capitolo, i versetti tra 5 e 8 ci raccontano: carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere niente ai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. E questo potrebbe accompagnarci per il pensiero relativo ai missionari. Tornando strettamente all'urgenza del perdono e alla benedizione del perdono, vi voglio raccontare quello che amo spesso leggere, la storia, anche se la storia è drammatica come in questo caso. Amo amo dal punto di vista culturale, naturalmente, non per quello che è successo, questa notizia. Ricordatevi, molti di voi se lo ricordano, le ore 7:55 del 7 dicembre del 1941. È avvenuto un grande attacco dei giapponesi sull'isola di Pearl Harbor, per cui chiedo scusa per la pronuncia. 2.403 morti, 1.178 feriti. Mitsuo Fuchida, che comandava le squadre degli aerei che hanno bombardato Pearl Harbor, nel 1949 ha scritto "Mai più Pearl Harbor" e ha cercato di giustificare dal punto di vista umano che questo fatto non doveva accadere, e si è messo nelle condizioni di fare delle ricerche per capire che cosa poteva dargli pace, perché lui ha vissuto un periodo di grande tensione, questo Mitsuo Fuchida, che ha sentito di aver fatto qualche cosa di terribile, e dice, infatti lui si era ritirato in campagna per trovare nella natura un riparo, ma ha cominciato a fare delle ricerche e ha scoperto anche un altro aviatore, questa volta che stava dall'altra parte, un aviatore americano che si chiama Scheser, io chiedo scusa sempre per la pronuncia, e questo Scheser era un comandante che aveva guidato una squadriglia di aerei per un pesante bombardamento su Tokyo. Poi erano rimasti prigionieri giapponesi perché non erano stati colpiti dalla contraerea, ma erano rimasti comunque in panne, erano rimasti senza benzina, catturati in Cina, e hanno vissuto un momento di grande tensione, perché i giapponesi li hanno trattati malissimo, erano degli aviatori nemici che bombardavano le loro città. Lui è riuscito a tornare indietro lo stesso e ha detto che lui è riuscito a perdonare ai giapponesi. Ora, il Fuchida si trovava dall'altra parte, dalla parte di colui che invece doveva essere perdonato dagli americani, e si sono incontrati, e questo aviatore, questo Scheser, gli ha dato un Vangelo. Il Fuchida ha letto il Vangelo e ha scoperto la verità, perché questo Scheser in prigionia aveva ricevuto chissà come da un soldato giapponese un Vangelo, e aveva letto, anzi si parla della Bibbia, probabilmente aveva letto tutto il libro di colpo, e aveva sentito questa urgenza di dover perdonare. A questo punto
è il Fushida che ha bisogno di essere perdonato per quello che ha fatto a Pearl Harbor. E lui ha sentito il bisogno, l'urgenza di chiedere perdono a Dio perché ha scoperto nel Vangelo che il Signore è morto in croce. Non aveva mai letto, non aveva mai colto una cosa di questo genere. Vedete quali miracoli fa il Signore. E questo è un miracolo del perdono. Due persone che hanno chiesto perdono a Dio per i loro peccati, gravissimi che hanno commesso, ma lo hanno chiesto nella consapevolezza che il perdono di Dio era superiore ancora a quello che poteva essere il perdono che avrebbero dovuto a loro. Questa storia di Mitsuo Fushida è molto più complessa, io ve l'ho riassunta in poche parole. Ci troviamo di fronte comunque al senso, all'urgenza del perdono e qualche volta per cose molto più leggere. Noi, e parlo di noi, non di noi che siamo qui, ma noi cristiani, sparsi ovunque, a Udine, in Europa, dove volete, per cose molto più leggere ce la leghiamo al dito. Preghiamo perché nessuno se la leghi al dito, soprattutto che non succeda nella nostra comunità, perché noi qui viviamo. Signore che sei nei cieli, noi ti preghiamo perché ci sia da parte di ognuno di noi un perdono vero. Se c'è qualcuno che ha ancora qualche ruggine, qualcun altro che stia fuori o dentro la comunità, Signore, ti preghiamo perché le ruggini siano rimosse da te, perché tu hai perdonato e per perdonare hai avuto bisogno di versare il tuo sangue, altrimenti non avresti potuto perdonarci, perché senza spargimento del sangue sta scritto non c'è perdono. Signore, sia lode al tuo nome perché tu ci insegni il perdono, sia lode al tuo nome per coloro che perdonano nel tuo nome, come autori della letteratura hanno scritto, coloro che perdonano nel tuo nome. Signore, tu sia benedetto questa sera, questa notte, tu sia benedetto, Signore. Sia benedetto il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.